Beh, tra i gruppi musicali con la A mi è venuto in mente quello degli Aerosmith, detti anche Aerosmith, come dicono quelli bravi. Però non devo dirlo al cospetto di qualcuno perché altrimenti lo sputacchio tutto. Abbiamo qualcuno in linea. Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana. Oh, buongiorno, buongiorno, tutto bene, tutto bene. Beh, sì, signora, che domanda. Che domanda, signora. Certo che lo riconosco. Tutto bene. Lei come sta? Tutto bene. So che la scorsa settimana ha avuto dei problemi, spero che... Ah, bene. Facciotoli, diciamo. Ah, sì, siete come? Facciotoli, va. Facciotoli, bene. No, gente che insomma ci diamo a che fare. Ah, ho capito, pensavo quelli di Fondachello, i famosi facciotoli di Fondachello. Mio padre è un po' scattiato quando dice queste cose. Sì, signore, effettivamente. Ha ragione, l'effetto alla canale. L'Alzheimer lei? No. Quel combinato? No, signora. Ma non è giovanile? Comunque abbiamo fatto una nuova attività. Quale? Un'attività nuova? Vedi che ci sono tutte queste poghere mania, queste che fanno vedere nella televisione, certo, no? sì. Abbiamo fatto Briscola Mania. Come Briscola Mania, signora? Che si vede nella tele San Giorgio, le Channel, il vegetale terrestre, o c'è il vegetale terrestre, se no che se lì può andare alla tuga. No, signora, ma ascolti, è digitale terrestre, quindi la tuga non c'entra niente, digitale terrestre. Non mi risulta. Comunque non le risulta, è così, non le risulta. Abbiamo 5 concorrenti che si sfidano a Briscola in 5. Bene, sì. E quindi sono le prese delle telecamere. Bellissimo. La gente a casa vede che puntano, no? Ecco, immagino questa scena con queste telecamere. Che sono eccezionali. C'è un sopippino canario. Prego? Un sopippino canario, tutto canario, perché è un uoffo completo, non ci viene poverino, come fa a giocare, scusa? Un sopippino canario si chiama, era così. Ma come gioca? C'è Don Cammelo o Vadaroso. Don Cammelo Vadaroso che è o frate. Sì. Ha presente lei? Sì. Vedo dov'è? No, io sono qua di Catania. Non mette San Giorgio lei? No. Sicuro è? Sì, sicurissimo. Però voleva vastaso lei. No, signora, ma che significa? Mica quelli di San Giorgio sono tutte vastasi. No, che sia vastaso nel senso positivo, va. Ok. Dov'è? Io ho abitato per tanti anni zona Viale Vittorio Veneto, Piazza Michelangelo. Allora lo conosce, Don Cammelo Vadaroso conosce, no? Vabbè, sì, lo conosco bene. Ma frate, chiedo che vedi i luci all'angolo. Sì. Lasciamo stare. Questo Cammelo Vadaroso, Don Cammelo, tutti gli amici che sono con la potere di gatta e cavadera. Esatto. Quindi si mette i gatta e nuovi tico. Schifo, signore, che schifo. Ma veramente, gioca senza mano, si mette a No, ma perché io immagino che poi... Claudio dice gatta a petto, io ti fece la gatta a vittico. Sì, vabbè, signora, io immagino che tutta questa scena inquadrata alle telecamere mi viene veramente lo sconcerto. Poi c'è il pazzo di pesata o Perrino della parrocchia abusiva. Anche la parrocchia abusiva. La parrocchia abusiva di... Scusi, ma com'è una parrocchia abusiva, signora? La parrocchia abusiva di San Giorgio. C'è parte di pesante che è il Barrino, che è un sito, non lo sappiamo del Barrino, giusto? Parte di pesante della parrocchia abusiva. Che io ti do che foto, il numero 1, sarà Briscola in 5, il numero 1. Poi c'è compare Ignazio Pazzi Liscio. Sì. Detto così perché uno che ci va sempre liscio. Certo. Compare Ignazio Pazzi Liscio, E poi c'è Melo 118. Sì. Meno 118, credo che è uno che porta l'ambulanza. Ah, ecco, pensavo, dico, guarda, un amico... Chiama sempre 118. Ah, ho capito. Quando io capisco il 5, magari che faccio? Sì, il 5, 7, 6, io chiamo 118. Bene. È tutto un bel seggio. Momento che ci sono, momento. Cosa? Che è successo? In questo momento siamo in onda. In onda c'è una partita in corso. Ma scusi, quindi voi state già trasmettendo? Sì, ci sono i cacchi, se stanno acchiappando, cavate, se stanno acchiappando. Ma no. Grazie, vieni a spazzoli. Grazie. Vieni a casa, se stanno acchiappando, cavate, se stanno dando, capito? No, ma scusi, fermi, ti puoi stare in terra, fermi. Schifo. Ma cosa di imbastire, ma quindi si vede in diretta sta rissa, signora, mi dica. No. Basta che poi ci mettono su YouTube. No, signora, li faccia calmare, faccia intervenire Ignazio immediatamente. Ignazio, vieni qua, Gio, vieni qua. Quanto cose ne pazze, ma... Vabbè. Cosa è successo? Che fu? Che è successo, signora? Ma cosa è successo? Alla Catalla è successo. Appunto, certo, siamo... Che cosa ci può fare? Dove scrivo se non ci vede bene? Ma poverino, stiamo parlando di quello che non vede bene. Come Pino Canario, sbagliamo, un retto coppa con retto mazzi. Ma signor, ma... Che niente ci fa, no? Ma come niente ci fa, signor? Va bene, retto coppa, retto mazzi, che cosa che ammattano su? Ma signore, anche tanto. State giocando a briscola, mica ad assomiglia tutto. Va bene, comunque, vediamo appuntamento con Briscola Mania, tutti i giorni, sì? tutto il giorno. Sì. Tutti i giorni, tutto il giorno, cioè giocano dalla mattina alla sera? Non si fermano manco per mangiare, mangiano che gatto in mano.
Tanto c'è un suo cammello valeroso. Menù alla carta, come si suol dire. Alle carte, menù alle carte. Va bene, allora che fa la lascio? Ce la puoi mettere quella canzone che mi di... Va bene, signora, guardi, mi dia il tempo di organizzarmi, la preparo e la passo subito, anche perché stiamo parlando proprio di questo, quindi mi sembra anche giusto. Sicuramente Castiglia non si arrabbia se prendo questa iniziativa. La saluto, signora, e buona partita, eh? Buona partita, buona partita. 88